Ciao turisti, noi altri andiamo avanti, ci vedremo e ciao Castello, noi proseguiamo. Fino ad ora ho speso tipo 50 euro di gasolio, neanche, perché il resto ho allungato di cattiveria con l'olio di semi, quindi sì, non è molto dispendioso come viaggio. Per mangiare abbiamo mangiato una volta sola nel ristorantino là, una bella mangiata, 8 euro, compreso di tutto, e il resto supermercati in giro, ma veramente poca roba, anche perché avevo già il pieno di cibo come sempre, quindi veramente siamo molto a risparmio. Credo che verso la fine farò un po' i conti e ti stimerò quanto ho speso di gasolio. Ti confermo che la gente si gira tutta a guardare i camper, che è roba strana. Poi non so cos'ha il motore, o le giornate si sono asciugate, quindi insomma brucia meglio, va meglio, respira meglio, o sente il confine con la Romania, la casa madre in qualche modo, no? Metaforico. Un po' Slovenia come ambientazione, no? La campagna serba, ragazzo, bellissimo. Niente, non hai idea di quanti falchi sto vedendo, una roba incredibile, tantissimi, e grandi anche, C'era un lupo morto nel bordo strada e non ho fatto a tempo a accendere la fotocamera, accidenti. Non sono né le Alpi né negli Appennini, ma sono belli tutti sti paesini, no, è arte canora questa, Mamma mia, non so cosa oggi il motore, cioè salite e discese, sta andando come un orologio, proprio lo senti il rumore e tutto, 70-80 all'ora, silenziosissimo, cioè va veramente di lusso. È vero che mi sto alleggerendo sempre pian piano, cioè l'acqua ce l'ho sempre in riserva e roba da mangiare finisce sempre di più, però cioè, sta andando proprio di lusso. Aspetta adesso che non mi casca un frigo in testa dal capo qua davanti col camion. Vedi qua a destra, però guarda che bravi, vedi che raccolgono le immondizie dai rifiuti, dai fossi. Quindi il fatto che io ti dicevo, guarda qua che bestie, no? che tirano, che buttano i rifiuti nei fossi, poi però passa comunque anche la nettezza urbana a raccoglierli, proprio visto, a mano e a metterli dentro i sacchi. Appunti sui distributori, qui quasi tutti hanno il gas, ok, e te lo fanno senza problemi. L'attacco, quindi anche valido per chi ha il bombolone o le bombole, è uguale al nostro italiano. Come hai visto, a Giovanni gli hanno ricaricato direttamente le bombole, proprio non gliele hanno cambiate, gliele hanno ricaricate. Allora, che ti possa servire magari anche per altre tue situazioni della vita presente. C'è Giovanni che si ferma a rompere i coglioni e lamentarsi tutto il tempo, e allora sai che si fa? Così, e si saluta, cordiali saluti. Che cazzo ragazzi, io non mi rovino il viaggio, mi dispiace che se lo rovinino gli altri, che sboro. Niente, mi si è riattaccato dietro, vabbè, farò un bel discorsetto. Oblè! Figa, avrà le chiesette tipiche che trovi per strada. Adesso ripartiamo. C'è ancora da capire bene il discorso di Google Maps. Quando gli dici evita pedaggi, ok, va benissimo, ma evita autostrade, che è un'ulteriore opzione. Cioè in questi casi sì, non c'è il casello, ma se fai l'autostrada c'è da pagare il bollino, cioè vedi, è quello che non si capisce. Quindi adesso ho scelto anche evita autostrada, insomma tanto i chilometri sono quelli e magari visitiamo più paesini. Vari camioncini d'epoca, che forte! Questa è la zona, diciamo, delle ville. Trovi, guarda qua a destra, trovi di quelle cose strane, belle, molto particolari proprio. Italia, adesso sto andando a Nis. Nis è un'altra grande città della Serbia, spero non ci siano problemi con i parcheggi. Io ne ho prepuntinati tipo 5 anche vicini al centro, perché sai, dovevamo venire col CP e quindi avevo puntinato tutta la zona vicino ai punti di interesse, no? Speriamo bene. Ok, siamo usciti un po' dal centro, siamo sempre in Serbia, per raccontarti un po' guida locale e sicurezza, no? Tu mi dirai com'è qua? Ma guarda, molto, molto simile all'Italia.
ad esempio tieni conto, non so, sono pieni di piste ciclabili dove ci sono i centri, però le biciclette corrono in mezzo alla strada. Anche qui è usanza, diciamo, se devi girare al distributore sorpassi quello che ti sta davanti per poi frenargli nel muso e girare al distributore, quindi è molto molto simile all'Italia. I trattoretti poi qui, essendo tutti d'epoca, anni 60, anni 70, ti fanno vedere dai 10 ai 15 km orari. E quindi dove abito oggi? Sban! Non Sban perché sono in una pendenza che non hai neanche idea. Non abito, ci siamo fermati un attimo a vedere sta chiesetta. Questo perché mi scappava da fare la pipì e allora ho detto, cioè, fermiamoci qua, no? Senti Osei, senti che roba, senti. Contenta le femmine qua. Devo fare lavori in corso. Aspetta, metto via i cracker. Guarda, io avevo i draghi qua una volta, incredibile. Aspetta, domandiamo prima. Dove qua? Hello? Is possible? Foto. Grazie. Wow, io ho già chiesto. Anzi, adesso te via musichetta. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade. When in eternal lines in time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. I'm weary of the euphemisms. Friends keep saying you've passed, like it was a test. Meanwhile, most of you went up in flames, and we're all breathing in your molecules on a daily basis. Our conversations and your smiles exist only in my synapses. Così ti sei visto anche come scolpiscono, no? Guarda che albero, guarda che figata. Non so se rende, sembra piccolo, no? Ma è enorme, bellissimo, anche un bel colore proprio di fogliame, veramente bello, cioè fa tanta scena. No, va a destra, la Fiat 600! Che storie! Deluxe addirittura! Ma sì, dai, noi pranziamo qui. Test ristorante, sì, vabbè, dai, non è il massimo, ma va bene. Yeah! Quanta monache che c'è al Biennale! Quanta monache che c'è al Biennale! Però vedi a cosa pensavo, a parte quanta monache che c'è al Biennale, ok, ma il signore prima nella chiesetta, no, che scolpiva le cose, come si chiamano? Le epigrafi. Cioè uno che arriva può pensare che ciavata, che truffata, cioè non è niente di antico, le fanno al momento. In realtà no, la Serbia ha una storia relativamente giovane e quindi quel suo scolpire è il suo presente. È bellissima sta cosa, cioè ho vissuto per un attimo parte della loro storia, delle loro usanze, cioè sembrava di essere tornati indietro nel tempo quando in realtà è quello il loro tempo. Non so se mi spiego.
Mamma mia, avevo letto male, salita del 75%, ero andato in panico, è 7,5%, cioè fa anche i precisini, hai capito? A destra, non so se si vede perché ci sono gli alberi, ci sono di quelle vallate infinite da film, bellissimo. Appunti faunistici, ho trovato anche una donnola morta a bordo strada, quindi insomma c'è molta varietà di fauna. E soprattutto trovando tutti questi animali morti per strada, purtroppo, significa che fuori dalla strada ce ne sono parecchi. Altro appunto faunistico, è strapieno di apicoltori. Effettivamente purtroppo ho fatto fuori anche un bel po' di api, insomma, col parabrezza del camper. Beccati un po' di traffico serbo, è il negozietto tipico a sinistra che vende scoie e robe varie, baracchette, gente che porta la roba dell'orto. Oddio, vedi, è vero, è normale trovare gente col cavallo. Che storie, con gli asini, i cavalli, pensa a te. L'ombelico del mondo, che sia questo, sulle puntine del mondo. Nice, una specie di ponte ancestrale, però effettivamente come cacchio ci passiamo noi adesso? Spero che ci sia tipo un semaforo di là, perché vedi, cioè non ci passa il camper e le macchine, ti ha capito? No, sono due eventi, vuoi vedere? No, che dopo ci incastriamo che sta arrivando anche un furgone. Non lo so come fare in questi casi. Aspettiamo un attimo il furgone e andiamo via piano piano, sperando non arrivino altri furgoni. Sì dai, dopo il furgone andiamo via piano piano e ci dobbiamo passare. Proviamo. Dai furgone! Cazzo è ambulanza? Sì, c'è scritto proprio ambulanza, c'è l'anciulata. Fa vedere? Ambulance. Ok, non è ambulanza. Dai, dopo se questa si muove, dai BMW, da 50.000 miliardi di cavalli, muoviti. Niente, vedi, ha ringraziato. E via, vedi, bastava aspettare un pochino. Metti uno a fretta, va avanti, rimane incastrato col camper in questo ponte semi ancestrale e ciao ne ragazzo. Topa locale, topa, troppo piccola, non guardarla. Ehi. Mentre questo un po' tonto non ci ha aspettato. Non ti ho neanche pinciato via lo specchietto. Prossima volta dai. Ok, Singano ha scelto proprio il momento più appropriato per pisciarsi addosso. Cazzo, 15 all'ora, mamma mia, almeno io vado ai 50 e che sono famoso per andare pianissimo. Porca puttana miseria, ragazzi, vi piscio addosso. Sempre dritto, c'è San Biagio e poi una città per cantare. Furgoni Mercedes, ce ne sono tantissimi. Quella era camperizzata, aveva i fiorellini nelle finestre dietro. Maggiolone senza targa, abbandonato là. Come forse hai già notato, è strapieno di auto abbandonate, buttate lì nei cigli della strada o nei giardini delle case o in mezzo ai campi. Si vede che costa troppo portarle a rottamare, non lo so, deduco. A sinistra hai visto? Che vallate immense di verde infinito, bello. Wow, niente, natura selvarica. Tu guarda a sinistra, si riesce a guardare a sinistra, aspetta. Ma che roba. Comunque era appena passata la macchina prima, ci ha sfanalato e ha fatto gesti con la mano, sembrava il gesto del saluto, ma io ho detto boh, ma è strano, ci sarà la polizia, però non vedo polizia, non vedo niente, forse dei banditi, a saper, adesso vedremo. Falco, ah no, corvo, vabbè, oh. Wow, che posti ragazzo, che colori, va che colori, ammira i colori, hai ammirato i colori, dai stile e ammira i colori, guarda che roba, wow, che ballate, bellissimo. E anche qua discese, salite, poi discese, poi salite,
poi discese, poi salite e via sempre così, insomma. Però essendo diciamo quasi sempre tutto dritto non è assolutamente un problema la salita qua. I paesaggi che piacciono a Singano, tutto il verde, i prati e le colline, ormai ti devo imparare anche a memoria. In più le robe ancestrali, qua non c'è ancora nulla di ancestrale, però insomma ci sarà dopo, dai. Però a destra le caprette nei giardini le tengono con dei guinzagli, diciamo, e loro tagliano i prati. Ah, Italia, metti, non so, vuoi camperizzarti un furgone, vuoi farti male, iniziare questa impresa e ti piace quello della Mercedes, guarda che qua ce ne sono un disastro, quindi magari ti ritrovi anche per una cazzata. Mi dirai, ma chissà come sono presi i motori, allora ti dico, alla fine come ripidità non è nulla di che nel complesso, no? La gente corre anche piano, certo, però parte a motore completamente freddo, cioè di sera arriva qualcuno a riprendersi la macchina, l'accende e parte immediatamente.